Qui ci troviamo nell'edificio di Cabressa, sede della nuova biblioteca di Volpago al Montello. Diciamo, questo è un po' la conclusione di un iter abbastanza lungo, nel senso che qui siamo partiti proprio dalla ristrutturazione dell'immobile. Ristrutturazione forse è già limitativo perché era un immobile prossimo al crollo, diciamo pure che è stato fatto rivivere nel tempo. Un edificio di grandissimo interesse perché la villa è del XIII secolo, XIV-XIV secolo, affrescata anche in molte parti che abbiamo recuperato, quindi è stato fatto un grosso intervento di adeguamento sismico. Questo è un edificio che è adeguato ai massimi livelli di sicurezza, a cui poi è seguito un grande lavoro che avete visto nel coordinare e nel gestire la progettazione anche interna degli spazi poi della biblioteca. Biblioteca che è strutturata di fatto su 3 livelli, 2 livelli piano terra e piano primo, in cui troviamo i libri, troviamo l'assegne e tutto il resto. Sopra invece dove abbiamo uno spazio lettura, uno spazio studio molto ampio in mansarda. Questa è stata una sfida veramente, perché tutte le pareti sono affrescate, la maggior parte, quindi la sfida è stata proprio quella di pensare degli arredi che si potessero spostare facilmente, questo per creare degli spazi a seconda delle esigenze, quindi scaffalature mobili, tavoli pieghevoli, sedie impilabili e tutto nell'ottica di una biblioteca assolutamente all'avanguardia. È stata una sfida per noi, tanto entusiasmo e speriamo di coinvolgere veramente i nostri ragazzi che hanno la fortuna di avere le scuole, 4 scuole qui proprio adiacenti, e soprattutto anche poi chi ama il Montello e che magari avrà il piacere di leggersi un libro in questa biblioteca che ha veramente un valore aggiunto dal punto di vista storico-artistico, ma anche un contesto ambientale veramente favorevole. Questo è il polo culturale dell'istruzione di Volpago. Questa struttura è stata pensata proprio come biblioteca, per questo i nostri ragazzi avranno la fortuna anche di venire a piedi da scuola, e in ogni caso siamo in un contesto che è assolutamente sicuro dal punto di vista della viabilità per i nostri ragazzi, e con prospettive poi anche di utilizzare il parco esterno, che sarà la nostra prossima sfida.